Buongiorno e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Una fiaccolata per dire no alla violenza e per invocare pene certe contro gli stupratori della tredicenne alla Villa Bellini. La UIL a Catania chiama a raccolta anche tanti uomini che si schierano contro il branco. La testimonianza di alcuni ragazzi ai nostri microfoni. Alla Villa si litiga sempre e a volte vengono fuori i coltelli. Il sindaco Trantino, per aumentare la sicurezza, pensa alle ronde dei volontari e annuncia l'arrivo di nuovi vigili urbani. Mi avete preso a causa di un mio errore. Nuovi retroscena sulla cattura di Messina Denaro emergono dall'interrogatorio del boss avvenuto 2 mesi prima della morte. Sicilia assetata, il governo regionale dichiara lo stato di calamità per la siccità. L'isola è in zona rossa per quanto riguarda la crisi idrica. Calcio Serie B, corsa promozione per il Palermo che oggi sfiderà in trasferta la Feralpi Salò. I rosanero puntano a confermare il buon momento dopo la gran vittoria sul Bari. In Serie C il Catania cerca il rilancio in campionato contro la Casertana. Il Messina sogna in grande in casa dell'Avellino. Di nuovo bentrovati, pena certa dunque per i violentatori della tredicenne a Catania. La invoca la UIL con una fiaccolata che si è conclusa con uno spettacolo alla Villa Bellini. Tanti gli uomini che hanno espresso disprezzo per chi usa violenza contro le donne. Roberta Lunghi. Chi si comporta in questo modo non è un uomo. La violenza su una donna, su una bambina, è un atto di vigliaccheria come pochi. Qualcosa deve cambiare. Ci sono tanti uomini alla fiaccolata contro la violenza di genere e dalla parte delle persone indetta dalla UIL di Catania. Tutti potrebbero essere padri, fratelli, amici della tredicenne violentata alla Villa Bellini. Uomini che si vergognano di esserlo se uomini vengono chiamati. I 7 del branco di egiziani per i quali, dallo sportello ascolto su mobbing e stalking nazionale della UIL, si invoca la pena certa. Io mi auguro che questi 7 vengano sottoposti a un giusto processo con delle giuste pene e con la certezza della pena. Durante il processo non vogliamo che venga sottoposta alla vittimizzazione secondaria, non vogliamo che le vengano chieste 1400 domande come è stato fatto una settimana fa a Tempio Pausania nei confronti di una donna che ha denunciato uno stupro. Finché ci sarà una sola donna minacciata non avremo pace, recita lo slogan che unisce e scatena un moto di ribellione e sofferenza. Per vivere in pace occorre che ci sia più sicurezza, occorre che si semina l'amore e non l'odio nelle scuole e che impariamo il rispetto e che squarciamo veramente queste tenebre, perché non è possibile che questi mostri in via Etnea, nella Villa Bellini, vanno a colpire una bambina. Un monito affinché le donne abusate parlino arriva proprio dallo sportello ascolto di Catania che traccia un quadro della situazione di chi cerca aiuto. È un fenomeno trasversale, quindi che non ha un dato anagrafico ben preciso, quindi dalle ragazzine alle donne più adulte, che investe l'ambito familiare ma anche quello lavorativo. Il corteo si è snodato arricchendosi sempre più di presenze, fino alla Villa Bellini, luogo simbolo del moto di protesta, perché la musica e l'arte di Rita Botto, Nunziata De Francesco, Puccio Castrogiovanni, Gerardo Maida e l'attore Valerio Santi interpretasse il dolore e invocasse il rispetto per il corpo delle donne. E la violenza sessuale a Villa Bellini è solo la punta dell'iceberg. Siamo stati in quello che è un luogo molto caro ai catanesi. Teatro però spesso di litigi dove spuntano anche i coltelli. Tonino De Mana. Non è un luogo sicuro, si litiga e a volte spuntano anche i coltelli. A Villa Bellini succede di tutto e lo stupro della tredicenne ad opera del branco, in questo caso un gruppetto di egiziani, è solo la punta dell'iceberg di una città che si interroga sulla sicurezza cercando di trovare qualche soluzione al problema. Per molti la soluzione drastica e dolorosa è però non venire più a Villa Bellini o comunque sconsigliarla alle persone care. Chi vive la villa e non ha paura è questo gruppetto di ragazzini. Sono minorenni, parlano di tutto e commentano anche lo stupro della loro coetanea avvenuto nei bagni proprio di fronte alla panchina dove ci troviamo. A me dispiace comunque perché quel ragazzo non ha potuto fare niente. Se mi fossi trovato nei suoi panni comunque avrei provato a fare qualcosa, però secondo me non ha potuto fare niente perché se voleva. Se tu avessi assistito ad una scena del genere, cosa avresti fatto nell'immediato? Ci avrei salato coppa.
Se tu fossi stato presente o comunque avessi notato qualcosa, cosa avresti fatto? Ci sarei andato, ma anche su Scavocoppa però facevo qualcosa, va. Ti è capitato a Villa Bellini di assistere ad episodi di violenza? Sì, eravamo con i miei compagni e gli altri avevano sempre cutetti, cose. Ci sono ormai bambini che si acchiappano sempre, cercano discussioni e vengono sempre eventi contro uno, così. Avresti chiamato le forze dell'ordine? Non lo so onestamente. Non hai fiducia nelle forze dell'ordine? No. Ma perché non ci sono o perché per altro? No, perché non ci sono. Perché nel momento del bisogno non vengono. Villa Bellini è anche un dormitorio a cielo aperto e al coperto. Il casotto che vedete, un tempo utilizzato per conservare attrezzi dei giardinieri, oggi è un rifugio di fortuna per senza tetto. Dopo lo stupro del 30 gennaio i controlli sono stati potenziati o quantomeno si nota una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Quanto è successo ci dice che dobbiamo fare di più e dobbiamo fare meglio, ma è quello su cui stiamo ragionando, coordinati dal signor prefetto. Più telecamere funzionanti e più uomini. Questa la soluzione per restituire dignità e decoro al giardino tanto amato dai catanesi. E il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ospite di Sicilia 24 Focus, ha parlato della sicurezza alla villa e ha proposto la sua idea per porre un freno alla violenza. Ascoltiamolo. Presenza sul territorio. Se riuscissimo a organizzare una presenza costante di 4-5 persone, magari caratterizzati da un giubbino, da un qualcosa, che quindi dia a chi passeggia alla villa questa percezione di presidio, di sicurezza, io credo che potremmo certamente dare una risposta esauriente, perché sono certo che tantissimi catanesi metterebbero parte del loro tempo a disposizione, anche una sola ora ogni 2-3 giorni, per farsi una bella passeggiata in un ambiente sano. Ci dovrebbero essere a breve delle notizie di natura normativa che riguardano Catania e che potranno far avvertire la presenza dello Stato in termini di sicurezza. Parliamo di soldati, quindi? Non di soldati, anche soldati, qualcosa che a noi interessa di più, di vigili urbani. 46 sono quelli che stiamo stabilizzando dopo che verrà data l'ultima proroga a quelli assunti 3 anni fa. 100 sono quelli che vogliamo assumere con risorse nostre, circa una trentina dovremmo poterli acquisire con il nuovo decreto sicurezza che è stato pubblicato un mese fa circa. E in più spero che ci sia questo sforzo importante per un contingente più cospicuo che ci permetta di, non dico di arrivare a pieno organico, però. Cambiamo pagina e torniamo ad occuparci di Matteo Messina Denaro, perché ci sono altri retroscena sulla sua cattura. È stato depositato l'interrogatorio del boss reso 2 mesi prima di morire. Mi avete preso, dice, per un mio errore. Laura Spanò. L'ipotesi che qualcuno lo avesse tradito è stata una delle prime cose che Messina Denaro ha chiarito con i magistrati di Palermo nel corso dell'ultimo interrogatorio nel carcere dell'Aquila. Quel 7 luglio scorso il boss di Castelvetrano sapeva che stava per morire. Ai magistrati che lo invitavano a contribuire a ricostruire dei pezzetti di verità, il boss spiegò come aveva capito che non c'era stato nessun traditore, spiegando come era arrivato a questa conclusione. Ho letto le carte, non lo sapeva nessuno di questo male, a parte io, Andrea Bonafede, quello senza capelli, e solo se era pazzo si poteva mettere a dirlo, perché capiva che poteva essere arrestato. Gliel'ho detto a mia sorella, ma il sospetto che Rosalia lo avesse tradito non lo ha mai sfiorato. Mia sorella è lo stesso che essere io. Il punto è che io mi sono seduto in macchina e ho capito subito che per me era finita, perché già per essere voi alla Maddalena avevate tutto di me, fotografie, nome, dove andavo prima. Messina Denaro ai magistrati che gli chiedono da dove vengono i soldi trovati a casa della sorella Rosalia poi arrestata risponde: mi servivano per mantenermi, il denaro di mia madre, perché erano soldi di famiglia. Se mia madre poteva, mi aiutava. E con i magistrati si lamenta delle indagini a carico dei suoi familiari. Io ho una famiglia rovinata, posso avere colpe personali, impiccatemi, datemi tutti gli ergastoli che volete, ma la mia famiglia sta pagando da una vita questo tipo di rapporto con me, perché mi viene sorella o mi viene fratello. Mi avete distrutto una famiglia, rasa al suolo, perché mia mamma, che è latitante o mafiosa? I verbali sono stati rivelati stamani nel corso dell'udienza preliminare
seminario a carico della maestra Laura Bonafede, la sua ultima amante storica. Messina Denaro ha poi confermato sempre ai magistrati di essere un mafioso e come tutti gli volevano bene. Un mafioso anomalo che non si è inimicato nessuno nel territorio perché rappresentava una sorta di garanzia, raccontato poi di come viveva da uomo libero a Campobello ma anche a Palermo. Poi le insinuazioni sulle stragi di Capace e Via D'Amelio. Anche lì il boss insinua verità ancora da scoprire sulla strage di Capace e con fare accusatorio allude poi al depistaggio delle indagini sull'attentato costato la vita al giudice Paolo Borsellino. Il governo della regione ha dichiarato lo stato di calamità per siccità severa. La Sicilia è in zona rossa per la crisi idrica. Maglio Viola. Arriva lo stato di calamità per la siccità severa in Sicilia. Lo ha proclamato la giunta di governo Schifani, riunita oggi a Palazzo d'Orléans su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura Luca Sammartino. La Sicilia infatti è l'unica regione d'Italia e tra le poche in Europa in zona rossa per carenza di risorse idriche. Stessa situazione si ritrova soltanto fuori dall'Europa, ovvero in Marocco e in Algeria. Una condizione che sta danneggiando agricoltori e allevatori già aggravati dalle conseguenze dei fenomeni atmosferici anomali che hanno colpito l'isola per tutto lo scorso anno, il 2023. L'allevamento degli animali è il settore più colpito per l'assenza di foraggio verde e la mancanza di scorte di fieno danneggiate dalle anomale precipitazioni del maggio dello scorso anno. Il governo regionale ha quindi dato incarico all'unità di crisi istituita e insediata di recente di individuare possibili interventi strutturali da eseguire con urgenza per fronteggiare la carenza idrica, salvaguardare gli allevamenti zootecnici e le produzioni delle aziende agricole, garantendo sufficienti volumi d'acqua. All'unità di crisi si è aggiunto anche il dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Finanze per valutare le esigenze economiche per gli interventi. I primi di questi interventi riguarderanno proprio i foraggi da far arrivare agli allevatori, ma a seguire saranno varati altri interventi per le colture. Ancora proteste per agricoltori e allevatori. I trattori hanno invaso le strade del centro di Siracusa. Arance donate ai passanti e volontà di tutelare il Made in Italy. Francesco Loi. La protesta continua. Sì, non ci fermeremo. Dobbiamo raggiungere uno scopo, se no che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto niente. Raccogliere frutta e verdura non ha più senso, non c'è guadagno. Così in tutta Europa continuano le proteste degli agricoltori. In strada anche a Siracusa, siamo a 2 passi da Ortigia. Il settore è molto in crisi, il grano è sceso, i mangimi aumentano, il gasolio aumenta. Non ce la facciamo noi. Siamo in via Malta, la corsia preferenziale invasa dai trattori. Il loro passo lento per smuovere le coscienze di tutti. Il comparto è in crisi. Queste arance, anziché distruggerle, le donate. Le stiamo donando, sì. Quest'anno il raccolto sarà abbastanza poco proficuo perché acqua ce n'è stata poco. Quindi ci accontentiamo di quello che c'è e quel poco lo doniamo. Loro vogliono incontrare il ministro Lollobrigida. Va tutelato il Made in Italy e va invertito il trend. Materie prime e gasolio hanno subito troppi rincari. Adesso servono misure di sostegno dal governo e dall'Europa. Chiediamo di dare qualcosa in più, di abbassare il grano, le sementi, di abbassare le sementi, di abbassare il gasolio. Le loro ragioni vogliono portarle anche a Sanremo. Volete portare le vostre ragioni anche a Sanremo, sull'Ariston? Sì, ma già ci sono dei nostri che ci hanno partito già da tempo. Ora vediamo quello che succede. La regione è pronta a dichiarare lo stato di calamità per la siccità, ma la protesta non si ferma. Da nord a sud la richiesta è una: salvare agricoltori e allevatori. Nella Valle dei Templi di Agrigento gli archeologi hanno realizzato una nuova statua del Telamone che verrà innalzata come una sorta di guardia del tempio di Zeus. Davide Sardo. È come se fosse stato risvegliato da un letargo millenario e restituito alla vita. Il Telamone, il gigante di pietra tra le colonne portanti del tempio di Zeus, nell'antica Kragas dei Greci, è stato risollevato per mostrarsi non più coricato, ma eretto come al tempo della ineguagliabile ingegneria akragantina. La statua, alta quasi 8 metri, adornava nel V secolo a.C. nella Valle dei Templi il tempio di Zeus Olimpio, le cui rovine sono tra le principali attrazioni del parco archeologico. Dopo studi decennali è stato allestito un cantiere in cui gli archeologi hanno ricostruito una statua di Telamone che è stata sollevata come una sorta di guardiano del tempio.
Il cantiere è ancora operativo e manca davvero poco alla scopertura del telo che copre il mastodontico telamone incastonato in una struttura alta 12 metri. Il gigante di pietra è stato ricostruito combinando blocchi originali conservati da oltre un secolo nell'area del tempio. Un vero colpo d'occhio che sarà visibile e potrà essere ammirato da più zone. Un altro gioiello per il Parco Patrimonio UNESCO, un'altra attrattiva per Agrigento che si appresta ad assurgere a capitale italiana della cultura. La ricostruzione del nuovo telamone non rientra nei progetti in cantiere per Agrigento 2025, ma sarà pur sempre una preziosa occasione attrattiva per i turisti. La macchina organizzativa del progetto Capitale Cultura tarda ad essere avviata, nonostante l'ottimismo manifestato dagli amministratori locali. Anche alla BIT di Milano il sindaco di Agrigento Miccichè non ha esitato a profetizzare un successo per Agrigento Capitale della Cultura. Tuttavia sono trascorsi quasi 11 mesi dalla proclamazione e ancora tutto è al palo, compresa l'essenziale fondazione, ovvero il cuore pulsante di tutte le iniziative e i progetti da approntare. Adesso ci fermiamo, fra poco la pagina sportiva. Di nuovo bentrovati, parliamo di sport, di calcio, Serie B, il Palermo oggi di scena a Piacenza contro la Feralpi Salò. Corini dovrebbe affidarsi pressoché allo stesso 11, Marco Gullà. Proseguire sulla scia tracciata, il Palermo vuole sgasare e inizia la corsa verso la promozione diretta. A Piacenza contro la Feralpi Salò la sfida è insidiosa, ma comunque alla portata della compagine rosanero. Eugenio Corini cerca continuità, il tecnico dovrebbe confermare quasi in toto la formazione che ha vinto e convinto contro il Bari. Pochi dubbi quindi, se non in attacco, dove il nuovo acquisto Traoré scalpita, ma anche Di Mariano è apparso in netto miglioramento. La partita che andremo a affrontare sabato a Piacenza contro la Feralpi è di una fondamentale importanza perché può definire un percorso, può definire un'identità, può definire tantissime cose e noi abbiamo piena consapevolezza dell'importanza della gara e ci sentiamo diciamo, in un momento simile a quello dopo la sosta quando siamo andati a Cittadella, che era un momento, una trasferta importante contro una diretta concorrente come il Cittadella per fare una buona prestazione e portare a casa un risultato. Purtroppo lì non ci siamo riusciti, abbiamo dovuto ricominciare da capo. E il Palermo vorrà riuscirci domani. A centrocampo il Faro e Ranocchia, poi Gomez e Segre inamovibili. In difesa conferma per Diachité. In avanti ovviamente il punto centrale è Brunori. A Piacenza oltre 2500 tifosi rosanero. Andiamo adesso in Serie C, domani al Massimino arriva la Casertana, non ci saranno i tifosi campani. Al Catania serve un deciso cambio di marcia. Francesco Triolo. Per gli alibi non c'è più tempo e spazio, adesso il Catania è chiamato a dare risposte sul campo. La sconfitta di Picerno ha acuito il periodo negativo dei rossazzurri che contro la Casertana devono dare inizio alla rimonta. I campani arriveranno al Massimino nella fase discendente del loro campionato, che ad un certo punto l'aveva visto anche a ridosso della capolista Juve Stabia, ma adesso sta pagando dazio con 4 partite senza vittorie. Lucarelli può contare sul rientro dopo la squalifica di Averi e tornano disponibili anche Celli e Cianci che hanno superato i problemi fisici per i quali hanno dovuto saltare la trasferta di Picerno. Da valutare le condizioni invece di Di Carmine, ma la botta rimediata dovrebbe essere stata assorbita nel corso dei giorni. Il tecnico sembra orientato a schierare il 4-2-3-1 anche perché la disponibilità degli esterni offensivi potrebbero dare continuità di spinta nel corso della partita. E poi c'è Sturaro, il centrocampista che non gioca una gara ufficiale dal 9 dicembre in Turchia, sta completando il suo piano di rientro atletico e potrebbe già essere impiegato per una parte importante di gara. Anche perché proprio a centrocampo ci sono i problemi maggiori per Lucarelli, che deve fare i conti con l'assenza di Zammarini. La scelta obbligata sembra quella di affidarsi al tandem composto da Quaini e Welbeck, ma con l'ipotesi anche di abbassare Teio oppure impiegare Contec che nasce proprio come centrocampista. Insomma, saranno 2 giorni fondamentali per le decisioni in chiave formazione. Il Messina invece è impegnato sempre domani pomeriggio ad Avellino, però contro la terza forza del campionato di Serie C. I giallorossi in serie utile da 4 giornate con 3 vittorie e un pareggio. Sergio Colosi.
3 campane in 8 giorni per il Messina, che punta a consolidare il vantaggio di 6 lunghezze dalla zona play-out. Non sarà facile perché la squadra di Modica è ospite domani dell'Avellino, mercoledì prossimo riceverà al Francoscoglio il Sorrento e domenica 18 trasferta a Giugliano. 3 formazioni tra ambizioni di primato e play-off che occupano la prima metà della classifica. Si comincia domani contro l'Avellino, che non ha ancora perso le speranze di agganciare la vetta. Il buon momento dei giallorossi e le difficoltà degli irpini al Partenio Lombardi danno speranze al Messina, che altrimenti sarebbe chiuso dal pronostico contro un avversario forte in tutti i reparti. Per entrambe 10 punti nelle ultime 5 giornate. Nel girone di ritorno hanno fatto meglio soltanto Benevento e Sorrento con 13, Picerno con 11. Le assenze complicano le prospettive del Messina. Fuori salvo per 3 giornate di squalifiche e Polito infortunato. Progressi per Pacciardi. Conferma per il giovane Dumbravano al centro della difesa. Tra le notizie positive i rientri di Fumagalli e Ortisi e il recupero di Emmausso. A centrocampo Firenze cerca un posto da titolare, ma difficile accomodare in panchina uno tra Franco e Frisenna. I precedenti favorevoli all'Avellino, con 9 successi in 17 incontri, e il gemellaggio tra le due tifoserie completano i temi della sfida in Campania. È tutto per questa edizione, la prossima alle 13:30, vi lascio la rassegna stampa curata oggi dal collega Luca Ciliberti. Grazie per averci seguito, una buona giornata. Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Il giorno del ricordo, anche in Sicilia si celebrano i caduti delle foibe. In una scuola di Catania consegnata la medaglia del Presidente della Repubblica alla nipote di una delle vittime. Altre manifestazioni ad Avola, Palermo, Siracusa. C'è il banco farmaceutico attivo da qualche giorno in tutte le città siciliane per sostenere le oltre 100.000 famiglie che hanno difficoltà ad acquistare medicine. Messina Denaro non è stato tradito, non c'è stata nessuna trattativa dietro la sua cattura un anno fa, un errore del boss che sarebbe poi morto a settembre, a rivelarlo lui stesso negli ultimi verbali. Fine settimana di riflessione in vista di un possibile rimpasto nella giunta Schifani, obiettivo spegnere i malumori nella maggioranza di centrodestra dopo il doppio flop in aula all'Assemblea regionale. Calcio, il Catania domani torna da Massimino contro la Casertana e prova a inseguire una vittoria che manca da quasi un mese. Il Messina va ad Avellino per continuare a fare bene. In Serie B obiettivo promozione diretta per il Palermo che rende visita alla Feral Pisalò, impegnata a abbandonare le retrovie della classifica. Pallavolo, al Palacatania arrivano i campioni d'Italia di Trento, big match per la Farmitalia Saturnia che spera ancora nella salvezza. Bentrovati anche in Sicilia, si celebra la giornata del ricordo in memoria dei martiri delle foibe. In una scuola di Catania consegnata la medaglia del Presidente della Repubblica alla nipote di una delle vittime. Manifestazioni in giornata anche ad Avola, Palermo e Siracusa. Emanuela Corsi. Mio nonno era un poliziotto della polizia repubblicana e ha fatto il suo dovere e quindi è morto con onore.
Giuseppe Bandeli, poliziotto italiano, è una delle vittime delle foibe, caduto nei territori di Istria e Dalmazia per mano dei partigiani jugoslavi nella primavera del 45. A ricordarlo è la nipote Maila, alla quale oggi gli studenti del Turrisi Colonna e del Cesare Battisti di Catania hanno consegnato una medaglia concessa dal Presidente della Repubblica nel corso delle celebrazioni organizzate dal prefetto Librizzi e dal sindaco Trantino. Tornando a casa nello svolgimento del suo lavoro fece una scorciatoia che da Trieste portava nella località di San Daniele del Carso, dove appunto abitava, e allora era italiana, oggi si chiama Staniel, e quindi in questo percorso purtroppo le mine dei partigiani lo hanno portato via. Secondo le stime degli storici furono tra i 5.000 e i 10.000 gli italiani uccisi nell'eccidio in Istria e Dalmazia durante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Al massacro seguì l'esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati che durò oltre un decennio. Una pagina della storia per lungo tempo dimenticata e taciuta. Per questo dal 2005 è stata istituita la giornata del ricordo. Questa storia tragica della nostra storia nazionale, che per tanto tempo è stata dimenticata ma che evidentemente oggi assurge alla dignità della memoria. Protagonisti di questa giornata gli studenti che chiedono la pace e ricordano gli orrori delle guerre che continuano ad essere combattute. Questa giornata è molto importante anche per ricordare tutte quante le persone che hanno sofferto. Ci danno l'opportunità ai professori di diffondere questo messaggio, cioè il messaggio della pace. Questa guerra che fanno non ha senso. Pace in tutto il mondo. La cosa che ci dà speranza è che i ragazzi non si capacitino come mai l'uomo continui a sbagliare. Le rassicurazioni del governo non convincono agricoltori e allevatori. Secondo loro il taglio dell'IRPEF per chi ha un reddito al di sotto dei 10.000 euro non basta. Ieri sera le loro ragioni hanno raggiunto anche il palco di Sanremo e la protesta continua. Francesco Aloi. Ho espresso la mia disponibilità ad accogliere sul palco del festival le ragioni dei contadini. Amadeus legge il loro messaggio. Agricoltori e allevatori non ce la fanno più, vogliono misure concrete. Una delegazione della categoria ha incontrato la Premier Meloni ed il ministro Lollobrigida. Taglio dell'IRPEF solo per chi ha un reddito fino a 10.000 euro e non per tutti è una delle misure. Ma questo non basta. Non è una misura che può interessare e agevolare il settore agricolo, perché intanto l'IRPEF è appunto una tassazione sui terreni agricoli, di conseguenza le aziende agricole per sopravvivere e non vivere nel nostro territorio hanno dei redditi superiori a 10.000 euro. Il governo mette sul piatto milioni e milioni per il settore, 300 per aiutare chi lavora nei campi a rialzarsi dai danni dei cambiamenti climatici, 80 aggiuntivi per le garanzie a favore delle imprese agricole. Per chi protesta però serve di più, lo stato di crisi nazionale. Tutelare il Made in Italy è uno degli slogan dell'esecutivo, ma per agricoltori e allevatori resta solo tale. Non c'è una vera tutela, dicono. Per metterla in atto si potrebbe iniziare bloccando l'import di grano dall'estero. Il Made in Italy si fa appunto accompagnando e sostenendo queste realtà a partire dai territori. Intanto la regione siciliana ha dichiarato lo stato di calamità, ma le proteste continuano. In Sicilia oltre 100.000 famiglie hanno difficoltà ad acquistare le medicine. È importante quindi donare farmaci attraverso il banco farmaceutico che è attivo da qualche giorno in tutte le città della regione. Marco Gullà. Ci sono persone che non possono comprare nemmeno i farmaci per curare l'influenza o un raffreddore. La povertà sanitaria dilaga. Il rapporto della Svimez sui divari sanitari fra nord e sud rivela che circa 100.000 famiglie in Sicilia hanno difficoltà ad acquistare le medicine. È iniziata martedì scorso in tutta Italia e durerà fino a lunedì prossimo la 24esima giornata di raccolta del farmaco a favore del banco farmaceutico, un'occasione per dimostrare generosità nei confronti dei tanti che in particolare modo nella nostra regione sono costretti a rinunciare a curarsi. I dati che rileviamo a livello nazionale ci dicono che più di 1.600.000 abitanti, cittadini, non hanno la possibilità di accedere alle cure, 700.000 nel solo sud, 100.000 nella nostra Sicilia, un dato preoccupante che ci dice quanto oggi sia difficile acquistare un farmaco per chi non ha la possibilità di farlo. Quindi l'invito è quello di partecipare alla giornata del banco farmaceutico, di aiutare gli enti caritatevoli dalla missione Speranza e Carità di Pietro Conte a Vilanave,
alla Caritas, a dare una mano alle persone indigenti. Persone indigenti come i senza tetto che vivono per strada. Molto spesso ci capita, come angeli della notte, di poter trovare delle persone tipo alla posta centrale, gente che in realtà con influenze altissime, non avere possibilità neanche di un'aspirina, una tachipirina, qualcosa, e ha paura perché molto spesso sono ai limiti anche della legalità di andare in ospedale. È aumentata anche la richiesta da parte del Comune di sostenere le persone senza tetto, che purtroppo sono anch'essi aumentate. Quindi rivolgo un appello perché tutti possiamo farci carico di quelle persone che vivono in condizioni di povertà drammatica, e purtroppo si taglia col coltello, la povertà è veramente nettamente aumentata, di farci carico, ripeto, di queste persone, sostenendoli nel loro bisogno di assistenza sanitaria. Messina Denaro non è stato tradito e non c'è stata nessuna trattativa. Dietro la sua cattura un anno fa, un errore del boss, che sarebbe poi morto a settembre, a rivelarlo lui stesso negli ultimi verbali. Laura Spanò. Gli ultimi verbali che riguardano Matteo Messina Denaro, disvelati ieri mattina nel corso dell'udienza preliminare a carico di Laura Bonafede, sua ultima amante, dimostrano che non ci fu nessun traditore dietro la sua cattura. Il boss di Castelvetrano ha sempre saputo che in quel territorio, dove ormai viveva da anni, tutti lo adoravano come un dio e nessuno lo avrebbe mai tradito. Il sospetto fu invece paventato dal fratello del giudice Paolo Borsellino, Salvatore, dopo la cattura del boss a Palermo il 16 gennaio 2023. Per il fondatore del movimento delle agende rosse c'era il sospetto che questa cattura era ancora una volta frutto di un baratto con la criminalità organizzata. Mi aspetto di non vedere pagato nel prossimo futuro il prezzo di questa cattura, aveva detto Salvatore Borsellino. Non vorrei che la contropartita dell'arresto di Messina Denaro fosse l'abolizione dell'ergastolo stativo. I verbali, dove è stata raccolta dai PM di Palermo l'ultima verità di Messina Denaro, dicono altro, e a confermare che non ci fu nessun traditore dietro quell'arresto è Messina Denaro, arrivando ad una conclusione che lo stesso spiega ai giudici arrivati al carcere dell'Aquila per interrogarlo quel 7 luglio scorso, appena 2 mesi prima di morire. Con la mente, dice il boss ai magistrati, ho ricostruito tutto come è stato il discorso, so che non c'è stato nessun traditore. La mattina che mi hanno arrestato la prima cosa che uno pensa è che qualcuno ha tradito, è stato tradito Gesù Cristo, e allora il colonnello mi ha detto, le assicuro che non l'ha tradita nessuno, e io non gli ho creduto. Poi ragionando ho detto, vero è, ho letto le carte e mi sono fatto pure una logica, mi avete preso per la malattia o per un errore mio, dirlo a mia sorella, perché gliel'ho detto, non volevo farmi trovare morta e nessuno in famiglia sapeva niente. Il boss si riferisce al fatto che l'appunto della sorella sulla malattia di Messina Denaro trovato nel bracciolo di una sedia fu l'inizio delle indagini che portarono all'arresto, ma Messina Denaro si preoccupava solo che la sua famiglia potesse venire a sapere della sua morte dai giornali. Politica regionale, fine settimana di riflessione in vista di un possibile rimpasto nella giunta Schifani. Obiettivo: spegnere i malumori nella maggioranza di centrodestra dopo il doppio flop in aula all'Assemblea regionale. Manlio Viola. Venti di rimpasto nella giunta Schifani alla regione siciliana dopo il doppio flop in aula all'Ars della maggioranza di centrodestra, con franchi tiratori che hanno bocciato prima la norma salva ineleggibili proposta da Fratelli d'Italia, poi la riforma delle province che era nel programma di governo dell'intera coalizione. Per tanti un cambio nella giunta potrebbe essere la soluzione per riappacificare tutto e tutti. Fratelli d'Italia però non ci sta a fare il capro espiatorio per la bocciatura della norma sulle province e sottolinea come oltre ai malumori noti ce ne sarebbero anche altri fino ad ora non intercettati. Nell'attesa di una riproposizione della riforma sale il dibattito sulle elezioni di secondo livello. Anche dentro frange di Forza Italia, da ultimo il sindaco di Mistelbianco Marco Corsaro, che è anche responsabile enti locali a Catania e uomo vicino all'assessore Marco Falcone, dicono sì a un voto di secondo livello senza aspettare la riforma. In questo clima Schifani ha già incontrato, oltre il presidente dell'Ars Galvagno, prima il segretario della DC Toto Cuffaro, poi il fondatore di MPA Raffaele Lombardo. I due ex presidenti della regione sulle
sulle lezioni di secondo livello sono di pareri opposti. Cuffaro dice no, Lombardo dice sì. Oggi e domani dunque pausa di riflessione, incontri interni ai partiti e consultazioni informali. Da lunedì altre consultazioni di Schifani a queste ufficiali e poi si vedrà. Di certo dovrà essere un rimpasto ampiamente condiviso per farlo subito ed evitare ripercussioni in vista delle elezioni europee. Se così non dovesse essere, allora si potrebbe ancora una volta rinviare tutto all'estate, dopo che i partiti si saranno contati, anche se le elezioni europee sono abbastanza anomale e difficilmente forniscano indicazioni politiche chiare. Ancora 55 migranti sbarcati a Lampedusa. Nonostante il mare in tempesta e i collegamenti fermi, i barconi continuano a salpare dalla Libia verso la Sicilia. L'ultimo ad approdare una carretta di 7 metri con a bordo eritrei, egiziani, etiopi, marocchini e sudanesi. A Catania un giovane di 25 anni che voleva darsi fuoco dopo essersi cosparso di benzina in una stazione di servizio è stato bloccato in tempo dagli agenti di polizia. È accaduto in viale Andrea Doria. Il giovane ha raccontato di volerla fare finita a causa di problemi con la moglie e con i genitori. Il maltempo è arrivato anche in Sicilia. Un forte vento ha spazzato soprattutto la provincia di Palermo. Alberi caduti, tetti danneggiati, rami spezzati, soprattutto nella zona di Mondello, ma anche in centro. Difficoltà pure per la circolazione. Ieri sera sulla Palermo-Catania un camion si è ribaltato invadendo la carreggiata opposta. A Trapani forte pioggia. Il vento comunque non scoraggia le manifestazioni previste per il Carnevale, in particolare le sfilate di Acireale sono state confermate. L'altorilievo marmoreo recuperato giorni fa nella mare di Agrigento rappresenta molto probabilmente un decoro frontale appartenente al celebre tempio di Zeus. Ecco come appariva nel rilievo in 3 dimensioni realizzato nell'ottobre di 2 anni fa dai subacquei di BC Sicilia, un'associazione per la salvaguardia dei beni culturali. Eccolo qua, vedete un cavallo rampante, elemento caratteristico delle rappresentazioni artistiche del periodo greco. Facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, le parole di Lucarelli in vista della partita fra Catania e Casertana, poi anche Messina, Palermo e la pallavolo. State con noi. Riprendiamoci con il calcio. Il Catania insegue la vittoria che manca da quasi un mese. Avversario degli etnei domani al Massimino sarà la Casertana. Marco Carli. Il Catania torna al Massimino e prova a mettersi tutto alle spalle. La vittoria che manca da quasi un mese, il gioco che non decolla, gli infortuni, quella sensazione di cantiere sempre aperto che è una diretta conseguenza dei tanti cambiamenti e anche quel pizzico di sfortuna che accompagna sempre i periodi no. La Casertana arriva alla sfida reduce da un periodo complicato, proprio come gli etnei, ed è anche in emergenza. Sembra l'avversario giusto per provare a riacquistare un po' di fiducia, complici alcuni ritorni in gruppo, Di Carmine e Furlan a disposizione, Peralta pronto a partire dall'inizio e uno Sturaro in più. Sturaro, Furlan e Di Carmine sono a disposizione. Valuteremo domattina in quali modi, in quali tempi. Castellini dopo Picerno ha parlato di paura, di difficoltà nel fare 2 o 3 passaggi di fila, un male antico che affligge quando i risultati non danno sicurezza, quella che cerca Lucarelli da alcuni interpreti. La sofferenza nostra nasce da questo, oltre che il fatto che ognuno di noi si porta dentro un dispiacere quando non si vince le partite o quando non si riesce a fare risultato, cioè il dispiacere non è solo dei nostri tifosi, o il dispiacere è della società, il dispiacere è dello staff tecnico. Ci sono delle squadre che sono riuscite in 20 giorni nel periodo dei playoff a fare quello che non sono riusciti a fare in 10 mesi di campionato. Perché mi devo arrendere? Perché devo pensare di sfasciare tutto. Catania Casertana sarà come sempre seguita da Telecolor, collegamenti con lo stadio, commenti da studio in 3 ore live che si concluderanno con le interviste del postgara. Messina è impegnato domani pomeriggio ad Avellino contro la terza forza del campionato di Serie C. Giallorossi in serie utile da 4 giornate con 3 vittorie e un pareggio. Sergio Colosi.
3 campane in 8 giorni per il Messina che punta a consolidare il vantaggio di 6 lunghezze dalla zona play-out. Non sarà facile perché la squadra di Modica è ospite domani dell'Avellino, mercoledì prossimo riceverà al Francoscoglio il Sorrento e domenica 18 trasferta a Giugliano. 3 formazioni tra ambizioni di primato e play-off che occupano la prima metà della classifica. Si comincia domani contro l'Avellino che non ha ancora perso le speranze di agganciare la vetta. Il buon momento dei giallorossi e le difficoltà degli irpini al Partenio Lombardi danno speranze al Messina che altrimenti sarebbe chiuso dal pronostico contro un avversario forte in tutti i reparti. Per entrambe 10 punti nelle ultime 5 giornate. Nel girone di ritorno hanno fatto meglio soltanto Benevento e Sorrento con 13, Picerno con 11. Le assenze complicano le prospettive del Messina. Fuori salvo per 3 giornate di squalifiche e Polito infortunato. Progressi per Pacciardi. Conferma per il giovane Dumbravano al centro della difesa. Tra le notizie positive rientri di Fumagalli e Ortisi e il recupero di Emmausso. A centrocampo Firenze cerca un posto da titolare, ma difficile accomodare in panchina uno tra Franco e Frisenna. I precedenti favorevoli all'Avellino con 9 successi in 17 incontri e il gemellaggio tra le due tifoserie completano i temi della sfida in Campania. Palermo in campo alle 14 a Piacenza contro la Feralpi Salò. Corini vuole una vittoria per non perdere il treno della promozione diretta. Marco Gullà. Correre, solo questo. Il Palermo, se vuole ambire ad un posto per la promozione diretta, non può fermarsi, anche perché le dirette concorrenti vanno forte, come il Como, al momento secondo dopo la vittoria di ieri sul Brescia. Alle 14 a Piacenza contro la Feralpi Salò, il Palermo deve mantenere il passo delle big, vincere per mettere pressione a chi è avanti. Consolidando quello che stiamo facendo in casa e andandoci a prendere qualcosa fuori casa. Per adesso sono arrivati pareggi anche con squadre che competono con noi per un posto importante, ma dobbiamo tornare a vincere, di conseguenza, come dico sempre, ogni partita è un'occasione e abbiamo la volontà di sfruttarla al meglio, questa che andremo a fare a Piacenza con la Feralpi Salò. Traoré scalpita, ma dovrebbe partire dalla panchina. Corini cambierà poco in formazione rispetto alla squadra che ha vinto contro il Bari, quindi Piacelli tra i pali, Diachitene, Del Ciaru, Ceccarone e Lund in difesa, Ranocchia, Gomes e Segre a centrocampo, poi Di Mariano in vantaggio su Insigne in avanti con Brunori e Di Francesco. Siamo alla pallavolo, oggi alla Pala Catania arriva a Trento, la squadra campione d'Italia, spettacolo assicurato. La Saturnia ci proverà, ma guarda già a 2 sfide fondamentali per arrivare alla salvezza. Marco Carli. Campione d'Italia in carica e nella sua storia 3 volte campione d'Europa e in 5 occasioni del mondo. L'Itas Trentino, la squadra più titolata della pallavolo moderna, quella del Rally Point System per intenderci, viene a fare visita alla Farm Italia Saturnia Catania. Spettacolo assicurato al Pala Catania con inizio alle 18:30. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Per fare un esempio, è come se nel calcio venisse a giocare nella città etnea il Real Madrid. I ragazzi di Bua sono pronti, anche se ovviamente la favorita d'obbligo è la squadra di Trento, prima in classifica. Trento la squadra è sicuramente più forte finora, sarà difficile, però come abbiamo visto contro la Lube giochiamo bene, possiamo giocare bene anche contro i big. Oggi la festa di pubblico, ma la Saturnia ha anche in testa l'obiettivo, perché mercoledì prossimo arriva al Pala Catania Padova, il vero avversario, insieme a Taranto con cui i catanesi giocheranno l'ultima. Con 2 vittorie da 3 punti, 3-0 o 3-1 per intenderci, i bianco-blu potrebbero conquistare la salvezza. E adesso con 2 scontri diretti in casa che abbiamo dalla nostra possiamo raggiungere il Taranto, quindi sta a noi adesso approcciare le partite nel modo come abbiamo fatto fino adesso e cercare di vincere questi 2 scontri diretti per arrivare a pari punti e avere la salvezza. Finalmente abbiamo la certezza definitiva su come sia stato catturato un anno fa Messina Denaro. Niente scambio di favori, niente accordo causa malattia e nemmeno tradimento. Lo mette a verbale, avete sentito il boss stesso nell'ultimo interrogatorio, negli ultimi interrogatori, prima di entrare in coma, poi sarebbe morto a settembre, senza dunque avere più nulla da perdere o da guadagnare. Prima dice: mi hanno tradito. Quando gli investigatori negano la circostanza, Idru prima riflette
e poi ammette: mi avete preso per la malattia e per un errore mio, dirlo a mia sorella. Non volevo farmi trovare morto senza che in famiglia nessuno sapesse niente, come era capitato a suo padre. Ed ecco l'origine del famoso pizzino con la parola chemio, scritta da Rosalia Messina Denaro e trovato in una sedia nel corso di un intervento dei carabinieri per piazzare telecamere nell'appartamento della sorella mentre il boss era ancora latitante. Il resto è noto. L'indagine del procuratore De Lucia e del Ross sugli ammalati di cancro nella provincia di Trapani, della stessa età di Messina Denaro e che partecipavano a sedute di chemioterapia, evidentemente con un nome falso. Ecco. Quindi non solo non c'è stato nessuno scambio inconfessabile, e poi anche quelle in TV di Salvatore Baiardo, fiancheggiatore dei boss mafiosi Graviano, a proposito di una presunta resa del boss in fin di vita, erano autentiche panzane, bufale, che miravano ad alimentare la leggenda di Cosa Nostra invincibile, che tratta da pari a pari con lo Stato, favola clamorosamente smentita da investigatori all'altezza che in pochi mesi hanno preso Usiccu e che adesso indagano per scoprire chi ha permesso a Messina Denaro di muoversi da uomo libero, come diceva lui stesso, per 30 anni. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.